In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Viva Radio 2! Presentano Fiorello e Marco Baldini! 1, 2, 3, 4! Buongiorno! Sì. Quanti ne abbiamo per dimostrare che siamo in 17. diretta? 17, mancano un paio di minuti alle ore meno un quarto, non so di che cosa. Sì, 43, oggi sforeremo perché ci hanno rubato dei minuti con la pubblicità, con l'onda verde, certo. Nel frattempo facciamo un applauso a Testa Armata! Ciao! Testa Armata, gli ospiti che arriveranno. Pensate, sì, certo. Oggi avremo un grandissimo. Guardi. C'è un ospite, sono veramente felice di averlo qua oggi, di averlo qui, arriverà tra non molto perché, sai, intanto partiamo da una base. Io credo che sia una delle persone, una bravissima persona. Vero. Che oggi, perché uno dice una brava persona? Perché nel mondo dello spettacolo oggi non è facile trovare brave persone. È vero, basta guardare noi siamo tutti stronzi, diciamo. Tutti, sì. Esatto. Chi più, chi meno, sono tutti una manica di stronzi, diciamo. Siamo tutti una manica di stronzi. Ehi, stronzo uno! Non so, Cremonese. Io sono il più stronzo di tutti. Abbiamo detto 6 volte stronzo. Ecco, questa invece è la persona che ci sarà oggi, e lo chiamo persona, perché è una persona vera, una persona umile, ma soprattutto un grandissimo professionista che ha fatto la televisione, devo dire, ha fatto grande l'azienda Mediaset, come la dice Mike Buongiorno, quando l'ospite che avremo dalla mattina, mi ricordo, cominciava con i suoi capelli a caschetto, il baffo, e faceva Buongiorno Italia si chiamava, esatto. E poi un programma che fu il precursore dei preserali, quando il preserale faceva 8-9 milioni, che era, tra moglie e marito, era con la regia di Ortolani, su tutto. Sto parlando di Marco Columbro, che arriverà tra poco, ancora non c'è. E poi oggi sveleremo, l'abbiamo già svelato, la cantante misteriosa che poi ormai si è saputo perché va nell'altra, Silvia Salemi, che verrà qua e in diretta ci canterà la canzone live. E ti do anche una notizia, perché Silvia Salemi l'ho lanciata io! Al karaoke nel 1993 cantò La Isla Bonita di Madonna, fu notata lì alla trasmissione. Quanti anni aveva lei? Era una bambetta, 3 anni e mezzo, 3 anni. Tu già 46, io già 47. Allora oggi vogliamo cominciare subito con la nostra orchestra, perché oggi stiamo facendo le prove, abbiamo le telecamere e le luci televisive, perché venerdì 20 saremo in televisione su Rai Sat Extra, canale 120 del satellite. Quindi chi non avesse il decoder lo compri, si abbonasse. 3 giorni di tempo per farlo. Si abbonasse. Esatto. Stiamo facendo lo spot per Sky, perché bisogna comprare il pacchetto Sky. Ah sì? Non lo so. Sì, qualcuno Rai mi dica, sì, per forza. Se no non si vede? No. Quanto costa un decoder? O sei paragnosta, allora non hai quanto? bisogno. Lo regalano! E allora che mi frega? Andiamo. Andate al negoziante e dite: mi regali un decoder? E me ne date 8. Che sì, devo vedere Baldini e Fiorello venerdì sera con ospite Michael Bublé. Vero, MB. Per le stesse iniziali. Marco Baldini, Michael Bublé, vero, hai ragione. Mi fece un po'. Sono un cantante mancato. Vabbè, signori, questo è un programma pieno di musica, la grande musica, con il nostro grande. Guarda questo come fa con la mano. No, c'ho la circolazione, è un problema al braccio. Aspetta! Tu sei. No, aspetta, Cremonesi. No, 1, 2, 3 lo facevo io, Vuoi fare lo stacchetto? Faccio lo stacchetto. Prima di iniziare il programma c'è un problema grave che affligge tutto il mondo. Che? Lo Qual è? Sì, lo devo dire, Le api stanno scomparendo. E allora? A che servono le api? No, chiedo. Ma il polline, il miele, come fai col miele? E lo compri? Dov'è il problema? Ma sei scemo? No, vai in negozio e dici: mi dà un vasetto di miele? Ma è una battuta, no. Fatto una battuta. Scusa, tu sei mandato a comprare il miele dalle api? Sì, io sono andato. Io c'avevo a casa, c'avevo l'Arnia. Si chiamava il favo. No, l'Arnia dell'Alfa Romeo. Il favo, l'Arna si chiama quella lì. L'Arnia, tu sai, l'Arnia, perché ci sono le cellette. A scuola non ti ricordi? Sì, la peregina, la pecorina, tutte. Ma che... Ti ricordi che si giocava sulle api da bambini, no? Sì. Si diceva, qual è l'ape? Più sexy. Vabbè. Arnia, sei subito a pista, ti ricordi? Va bene, allora lo stacchetto se no muore, del nostro. Vai. Andiamo? Vai. 1, 2, 3, 4.
grazie, incredibile. Sembrava un disco registrato, un disco. Sì, invece complimenti. io farei complimenti ai 3 fiati, perché sono 3 ma sembrano 20. Sono 3, Ambrogio, Giardina e Michael Rosen. Oggi Michael è impazzito. Sì, è impazzito. È impazzito oggi Michael, tra l'altro vedo la copertina di oggi, ragazzi. Sì? Di oggi c'è Berlusconi. Che fa? Dalla Sardegna l'incredibile foto di cui si parlerà per anni. Fai vedere al pubblico, non ci credo. Anche a me, perché neanche io l'ho visto. Ecco qua, si vede, c'è Berlusconi mano nella mano con delle ragazze, con 5 ragazze, tutte Veronica. Ma mano nella mano le tiene, guarda che bello con le gambette a banchetteggio, si dice, sai, cioè, quelle torte. 5 ragazze per lui possono bastare, capirai? Vabbè. Ma ne parleremo dopo. Va bene, ne parleremo dopo, perché la polemica è perché le foto di Sircana non si pubblicavano. E quelle di Berlusconi. Queste sono donne però. Perché qual è la differenza? Sircana pare che oggi uno non può avere. Ricordiamoci che Sircana, ricordiamocelo questo. Ricordiamo, aveva solo chiesto un'informazione. Ecco. Per caso. Allora anche Berlusconi. Scusi, dove sì, anche lui sta Ti chiedendo. accompagna per mano. Dentro la sua villa, mi scusa, dov'è il bagno? Perché è talmente grande la sua villa che non so. Va bene. Allora, va bene. Allora facciamo vogliamo cominciare subito con le notizie? Sì, dai, c'è quella lì del presidente, lo sai, del Consiglio Prodi che è stato in Giappone. Sì, Prodi è stato stato in Giappone. Ha incontrato l'imperatore del Giappone. E ha detto un sacco Akihito di cose. Come? Akihito. Sei sicuro? C'è scritto qua, sembra un Forse gioco tipo scritto, risico. Sicuro che è Akihito? Non è Hirohito, era questa Akihito. È Hiro, è passato. Hirohito già è andato. Akihito. Nel frattempo Cremonesi viene a prendersi una pastarella portata gentilmente. Non so da chi, alzi la mano chi ha portato. Da dove arrivano? Da Stefano. Pensavo chissà da dove chissà da dove arrivano. Da Stefano, Arbaletto va fuori, ho preso. Grazie. L'importante è no, perché solitamente ci arrivano cose da la cassata della Sicilia, quella dalla Val d'Aosta, quell'altra. Invece no, da Stefano. Qua. Buona, ora la magna, vai. Allora, da Stefano in provincia di Pep. Allora, Prodi è stato in Giappone. E gli raccontava le cose di casa nostra. Sì. All'imperatore del Giappone, ma che gliene frega all'imperatore del Giappone? Fra statisti, fra adesso capi di ci Stato. colleghiamo con proprio il Giappone. Sì, dai, abbiamo con il sicuro, sentiamo se c'è l'imperatore, se riusciamo a parlare, che non è così semplice. Centralino del Palazzo Imperiale, buongiorno. Ma sempre lei, scusi tanto, ma non lo so, con tutti i capi di Stato del mondo tutti hanno lo stesso centralinista. Guarda, io ho già detto ieri, non mi chiami centralinista, Cambio. Vabbè, come la devo chiamare, scusi? E specialmente qua in Giappone sono molti attenti alle qualifiche, lo sai, Cambio? Come la devo chiamare? Allora mi chiami molto onorevole samurai della cornetta e gran guardiano risponditore del sollevante, Cambio. Ho capito, roba. Senta, c'è l'imperatore Akihito? No, sei io. Ecco. Era una battuta, volevo far simpatico. Ecco, sì. Un attimo, provo a cercarlo, attende in linea, attende in linea, gli metto la musichetta in attesa giapponese, Cambio. Accento di Osaka. Siete in linea col Palazzo Imperiale del Giappone. Sì. Se desiderate il sushi Prodi, ovvero piccoli bocconcini di mortadella appena pescata, digitare 1. No, grazie, non ci interessa. Se desiderate il bonsai Prodi con un mini ulivo, una mini quercia e una mini margherita, digitare 2. Neanche grazie, andiamo avanti. Se desiderate un karaoke Prodi con filmato sottotitolato di Prodi che parla l'imperatore, utilissimo per addormentare i vostri bambini in pochi secondi, digitare 3. No, volevamo parlare con l'imperatore, Akihito, se fosse possibile. Un attimo, glielo chiamo. Sentiamo. Akihito! Ale. Te vanno quelli da... Ale, siamo sempre a casa, c'è un traduttore, qualcuno che... Molto onorevole imperatore. Allora, ecco... Onorevole imperatore dice care italiani e care italiane. Ah, bene, allora, buongiorno imperatore. Abbiamo letto... Che voleva dire questo? Un attimo, che chiedo. Sì.
Sì, imperatore del sud del Giappone. L'imperatore risponde il suo saluto. Ah, bene, ho capito, grazie. Abbiamo letto sul giornale di ieri che Prodi ha parlato del futuro Partito Democratico. Che sta facendo? Ci traduce per Infatti favore. l'imperatore si domanda come mai onorevole Prodi fatto 20.000 chilometri per venire a raccontare all'imperatore di Giappone cazzi suoi. In effetti, senta, vabbè, non fa una grinza. Poi leggiamo anche, Prodi tranquillizza, la legge elettorale si farà a grande maggioranza. Questo. Deve tradurre. Cosa risponde? Che ha detto, scusi? L'imperatore dice a lui non gliene frega una onorevole mazza imperiale di legge elettorale italiana. Lui essere imperatore, imperatore non viene eletto, lui nasce già imperatore per divina legge giapponese Yakatoshi. Scusi, cosa vuol dire Yakatoshi? Botta di culo. Ah, ecco. Senta. Vabbè. Faccia presto, l'imperatore deve andare. Sì, certo. Senta, imperatore, ma cosa ne pensa di questa visita di Prodi? Lunga la cosa, ho capito, sì. La traduzione sarebbe... Ah, ancora c'aveva una... Sì. Sentiamo se... Imperatore dice onorevole Prodi è simpatico ma troppo moscio. Ah, moscio, certo. Troppo moscio. Lui preferisce visita di Presidente Repubblica Italiana. Ah, sì. Però imperatore aspettare che Napolitano cambia moglie, Cioè? che lascia signora Clio per sposarsi con signora Toyota. Ah, beh, grazie all'imperatore Akihito, grazie dal Giappone. Vabbè. Rifacciamoci le orecchie. Allora, abbiamo una grande canzone che vogliamo farvi sentire subito, ragazzi. Secondo me sarà il capolavoro dell'estate. Ci è stato consegnato brevi mani dal suo autore proprio ieri. Ah, sì? Sì, è venuto proprio qua ieri, Solange. Ce la presenti? Ah, sì. Perché ridi? No, che è il capolavoro dell'estate, vero? Il capolavoro dell'estate. Sì. Prima di questo però dobbiamo fare gli auguri a una trasmissione che a noi molto cara, perché noi siamo stati anche protagonisti di questa trasmissione diverse volte. Blob compie 20 anni? 18 anni. Maggiorenne. Auguri a Blob. Auguri a Blob. Quante volte siamo stati? Una delle migliori trasmissioni televisive di tutti i tempi. Allora adesso abbiamo questa canzone, facciamo sentire uno stralcio, secondo me è il capolavoro dell'estate. Solange, quando l'abbiamo sentito questa mattina ci siamo alzati in piedi. Abbiamo detto santo subito. Santo subito. Solange, perché se lo merita questa canzone, veramente ti mette l'allegria. Vogliamo sentirla un pochino? A lei, vai! Dedicata a Marco Baldino, ma perché? Perché ti piace la canzone? Appiccichiamo al nostro tempo i cuori sudati, scappiamo via, senza dimenticare i battiti. Sole, Solange. Sole,
ascoltare questo Sole Solange sarà la mia nuova suoneria del cellulare, perché Sole Solange, prossimo inno pensate, d'Italia. Columbro in macchina che sta sentendo la radio starà ballando retromarcia. ha fatto la retromarcia. No, è bella canzone. Ti è piaciuta, Cremonesi, tu che sei musicista? Moltissimo. Ti è piaciuta? Sì, Vediamo se riesci a rifarla subito. Vediamo, canta. Sole Solange. Bravo. Oppure Sole Solange. No, così no. Bravo. No, così falla te, Baldini. Cremonesi. Bravo, Baldini, canti bene, bravo. Sì, infatti. Allora, vogliamo ricordare che il 20 siamo in diretta televisiva alle ore 21 su Rai Sat, canale 120? Sì. Ci sarà Michael Bublé che viene apposta dagli, non so da dove arriva, dal Canada. Dalla Germania. Dalla Germania? Sì. Va a Vabbè, fare allora promozione qua in dietro. Germania prima di noi? Sì. Ah, beh. Viva Radio 2. Tra l'altro fa dei pezzi meravigliosi in quest'album, c'è anche un pezzo, se non sbaglio, quello di Priestley, no? Come si Sì, chiama? You Were Always on My Mind. È una delle mie canzoni, la conosci tu? You Are Always on My Guarda, ti faccio un Mind. pezzettino Sì, giusto sì. a caso. Dai, sentiamo. Guarda, io adoro questo pezzo, lo faccio all'improvviso così. Il foglio, quello. No, all'improvviso, le parole le so a Sì, a memoria. memoria, certo. Maybe I didn't treat you. Cioè, dimmi se non ti è venuto la pelle d'oca solo con questo pezzo. Una roba. Quite as good as I should have. Anzi, aspetta. Facciamo così. Maybe I didn't love you. Ma senti che roba. Fantastico. Quite as often as could have. Ora tingo il microfono. Little thing I should have said and done. I just never took the time. Ah, ecco, si è alzato in piedi. Quindi. You were always on my mind. Finale. Sì, no. You were always on my mind. Ma Bublé, ritirati. Bublé, sai dove stai venendo? Esatto, sai, dunque preparati, ti troverai qui proprio pan pane, per focaccia. esatto. Pan per focaccia. Allora vogliamo ringraziare anche il Presidente della Camera, Bertinotti, che ieri ci ha permesso di stare su tutti i telegiornali, grazie alla sua simpatia. Insomma, Bertinotti che canta l'inno di Forza Italia, che lo legge, gli abbiamo tirato un brutto scherzo. Che stai facendo? Salvaschermo c'ha Bertinotti, vedete Baldini. Allora, ma leggiamo sul giornale, che cosa leggiamo? Che oggi Che cosa leggiamo sul esatto, giornale? Family Day. Ah, certo, Family Day, sì. ci sarà il giorno della famiglia, Sì. e sono stati scelti 2 testimonial d'eccezione. Uno vero? di questi è Giovanni Mucciaccia, Incredibile. che noi abbiamo avuto tanto. Giovanni Mucciaccia è sì. nella è stato un nostro testimone, presenterà non so cosa presenta farà. lui, sì. Presenta lui e una giornalista del 12 TG5 maggio, sì. che è la giornalista, diciamolo, per Paola Rivetta. Paola Rivetta. Esatto. Chi non conosce Paola Rivetta? Chiunque, no? Vedi tutti, Rivetta, ci sono C'era Rivera e Rivetta, no? Che erano. No, la conosciamo. Allora, dopo tanto tempo, Sì. ritorna Con noi. per parlarci proprio di questo Family Day, Sì. Giovanni Mucciaccia. Eccolo. Ciao ragazzi, come Ciao, state? Giovanni, Sono bene. Giovanni Ma Mucciaccia, va. il conduttore ideale per tutte le famiglie italiane. Quasi, sì. Perché sono un bravo ragazzo, sono talmente bravo che quando ho visto Sircana fermo in macchina con un fotografo alle sue spalle, mi sono subito vestito da trans. Ah, vabbè. Bravo. Bambini, siete pronti? Avete un attacco d'arte? 4. Bene. Bene. Oggi ci prepariamo insieme alla giornata della famiglia. Andiamo, Fatto? Cosa? Ancora niente? Nulla, lo dico vabbè, così, tanto per. Bene, aspettate che il vostro papà vada in ufficio e poi, con 150 kg di esplosivo, fate saltare tutto l'impianto idraulico della casa. Stiamo bene, Fatto? La prima cosa, subito. Bene, a questo punto chiamate l'idraulico cercandolo sul sito www.ragazzibellissimi.it. Quando l'idraulico arriva, un nero alto 1,90 m con tutto il corpo cosparso di olio, aspettate che vada a letto con vostra madre e lì scattate una bella foto compromettente. Fatto? E lì non ci vuole niente, basta scattare. Bene.
Adesso invece entrate di nascosto nel computer di vostro padre e mandate un'email a tutte le sue segretarie con soprascritto: o me la date o vi licenzio. Ma come? Giovanni, ma non si può entrare nel computer. Poi aspettate che le fanciulle cedano al ricatto e anche lì scattate tante belle foto. La rincorsa perché Fatto? è la colla vinilica che si ingoia. Bene, Ecco. adesso invece aspettate una bella cena di famiglia con nonni, nonne, zii, zie, cugine e nipoti. Nel bel mezzo della festa tirate fuori allegramente le foto dei vostri genitori mentre si tradiscono a vicenda e aspettate che scoppi un bel casino. Ci vuole del tempo. Sì, cioè, si deve... La giornata della famiglia questa. Esatto. Fatto? Bene, a questo punto, mentre mamma e papà decidono di andare dall'avvocato, chiedete loro di abbracciarsi per un'ultima volta davanti a voi. Fatto? Mentre sono abbracciate, rovesciategli addosso una botoniera di colla vinilica. Fatto? I vostri genitori adesso sono di nuovo uniti. Certo, cosa Questo- li saldavi prima, Sono Giovanni Mucciacci, ma va. sono un bravo ragazzo, sono talmente bravo che quando la mia fidanzata mi ha chiesto di renderla felice, io le ho regalato un weekend con il mio migliore amico. Ciao, grazie. E Torno Mucciacci con noi ha festeggiato festeggerà il Family Day. Sì, il giorno della famiglia. Roma 12 maggio. Sì, vogliamo mettere una canzone? Vai. Vogliamo mettere questa canzone dell'altro cantante misterioso che una abbiamo scoperta, l'abbiamo Silvia svelata. Salemi. Questa canzone incredibile da questo titolo enorme. Questa bella voce potente. Com'era il titolo? Io lo dimentico Allora, sempre. Guarda. c'era un abitante, un abitante del mio sicuro, solito involucro. involucro. Io quando io penso alla parola Il involucro, mutevole, sì. il mutevole abitante del mio solito involucro. Io quando sento involucro vedo Cremonese. Sì, è vero, anch'io. Non lo so, perché nel botto peluche, qualcosa del genere. ho messo- ho messo- Allora, sentiamo questa canzone, molto bella, suonata a Cremonese Fools Garden. da Dai Fools Fools Garden, suonata a Fools Garden, interpretata da questo nostro amico Misterioso. Abbiamo rubato il disco in fase di lavorazione al forum qui proprio allo studio. Ancora lo cercano. Attenzione, Sì. prendimi. Ora che ti sto pensando, ora che non sto dormendo, tu che cosa stai sognando? Nel rumore di questa città passano le ore ma non va quello che sento dentro. Baldini, canta insieme a me, guardandomi. Spento, ho bisogno di restare al vento. All'inciso. Se l'amore è matematica, dimmi tu cosa fa. In uno sguardo su di te per un'ora, prendimi che la vita va. Se un sogno ti basta, abbracciami e resta con me. Marco! Prendimi che la vita è già Molto inglese, una vacanza, oltre questa distanza che c'è. Prendimi che la vita è qua, cosa succederà? Le tue mani sono aironi, scrollano le mie emozioni fra 3 giga di canzoni. Yeah. Tu mi basti, tu mi riempi, accendi tutti i sentimenti. Io sono così contento di averti qui con me in questo momento. Ho bisogno di fermare il tempo. Se ti guardo e tu arrossisci un po', è tutto quello che ho dei nostri pensieri nascosti. Prendimi che la vita va, se un sogno ti basta, abbracciami e resta con me. Prendimi che la vita è già una vacanza, oltre questa distanza che c'è. Voglio
Fool's Garden. Con i Fool's Garden. Bella canzone, grande bella canzone. Allora adesso abbiamo una radioproduzione. Nel frattempo sta per arrivare Marco Columbro, che sai che Marco Columbro sta al Sistina. Teatro, Sistina certo, sta bene. facendo la versione italiana Di Tuzzi. musical, Sì. la versione musical del Musical, film Tuzzi. Quindi lui sarà un uomo che poi si traveste, sai la storia, no? Si veste da Tipo donna. Sirkan. Non è che si traveste, sì. no? Si traveste, Sì, cioè, sì, sì. diventa una donna sì. per poter stare coi figli, no? Sì, ho visto il film. È così, mi era ricordo. così, non era così. No, non era una così. cippa di no, no. quella Quella era è Mrs. Doubtfire. quella è Miss Doubtfire, Doubtfire, scusa. è vero. Ah no, per entrare, per fare l'attrice, perché fare non è l'attrice, esatto, avere la parte in una soap per avere la opera. parte in Sì, una una soap soap opera. opera, Che eccole. ci fosse Columbro, come minimo farebbe ti finta direbbe di tirarmi un microfono in testa. Durante la radio promozione invece. Vabbè, è facile commettere, no? Perché alla fine nella storia del cinema mondiale i film dove l'uomo sono Tuzzi, Miss Doubtfire Sì. e poi Jack Lemmon qualcuno che ha cercato cos'era? Tony Curtis, come Curtis, direbbe sì. Mike, buongiorno. Allora, Sì. Radio vogliamo promozione. mandare la radiopromozione e dopo così cominceremo a snocciolare i nostri ospiti di oggi. Bene. Si beve? Sì, Acqua si per beve. tutti? Ale! Vai, radio promozione. Ho un amico che ha la casa arredata a Berloni. L'altro giorno mi fa: Marco, sono stato in ferie, 5 giorni in camera da letto. Poi ci siamo spostati in cucina. Oh, lì si mangia da Dio. Poi siamo andati in salotto. Bellissimo, è pieno di gente simpatica. Gli ho detto: ma ti sei fatto le ferie a casa? Certo, ho una casa arredata a Berloni. Chi me lo fa fare di uscire? L'anno prossimo mi faccio tutto il giro della cameretta dei ragazzi. Oh, prenota pure per me, gli faccio. Magari ci vengo pure io. Berloni, la casa prima di tutto. Nell'interpretazione di Berloni, Berloni. perché c'è differenza con quell'altro, Sì, no? no, Berlusconi. No, Ah, no, Berloni. guarda. Intendevo, vabbè, lascia stare. Lascia stare, Sì, senti. vediamo se ci sono notizie. Allora, Qualcuno non si può dire? no, sì, non si possono dire. Bertone? Ah, dice che parla sempre di calcio con il Papa Ratzinger. Cosa ti farà, Germania? Beh, dice qua, guarda. E a pagina 18 della Gazzetta dello Sport, se volete controllare, il cardinale Bertone dichiara: il Papa mi chiede che ha fatto la Juve. Io per farlo contento gli rispondo: anche oggi un miracolo di Buffon. Umorismo di alta lega, veramente umorismo di alta lega. Allora, Allora, hai visto la TV, hai visto che bel servizio sugli extraterrestri? guarda, io non so. Chi di voi ha visto Voyager su Vedi? Rai 2? Beh, ha avuto successo, 5 l'hanno visto, tu 200, non è male. Beh, No, è una buona percentuale. Sì, Guarda, su Rai 2, quanto ha fatto? Possiamo sapere gli ascolti di Voyager? Perché era ben 5, fatto. ti immagini? Complimenti a Giacobbo, Sandro Giacobbo, Bravo. no, come si chiama di nome? No. Roberto Giacobbo, però mi ricordo il cantante Mi hanno Giacobbo. fatto Non innamorare gli occhi verdi di tuo padre, la versione gay. giustamente. Era quello, Sandro Beh, Giacobbo. Giacobbo ha fatto tutta questa puntata sui craps, no? I cerchi, sugli UFO. Ormai ci siamo, ragazzi. Sì. Gli UFO sono tra noi. Cioè, ormai è inutile. Anche sono stati quando l'aeronautica militare afferma e dice li abbiamo visti. Ci sono, perché tu pensi che lì in New Mica Mexico tutti si fanno le canne. Cioè. dai ragazzi, esempio nel New Mexico, quello lì caduto, l'area 51, è tutto vero, è tutto vero, sono tra noi. Margherita Hack ieri sera però il telegiornale ha detto non è possibile, Vabbè, perché non, lei ha dice, non è una mente scientifica, esatto. Invece secondo noi che abbiamo le menti da Sì, deficienti, proprio da aliene proprio. ha fatto il 9%. Quant'è? 9 persone? No. 9%, vedi, quando c'è un programma bello viene visto sempre da meno persone, però vuol dire che il programma è buono. Sì, infatti. Capito? 9%. Senti, ma ti ha colpito quella cosa del A noi ci ha 27 colpito ottobre? perché racconta che cosa Allora, è il successo. 27 ottobre 54 sopra lo stadio di Firenze. Questo è vero, vero ragazzi, attenzione. Allora, avvistarono degli oggetti volanti di colore durante bianco. la partita, in diretta. Però mi fa ridere una cosa, intorno alle 14:20 allora sospesero la partita. A che ora iniziamo? A mezzogiorno. Allora iniziamo alle 2 2 iniziamo. sì, non è una cosa strana, Baldini. Pensavo. Allora, videro questi oggetti volanti di colore bianco a forma di ali di gabbiano, secondo alcuni, e altri invece cappello da mandarino cinese. Somigliantissimi, Insomma, sì, no? proprio. Bene.
Allora, questa roba strana scese dal cielo come una nevicata, una specie di bambagia vetrosa. Furono costretti a stoppare a interrompere la partita. C'è una ma cosa lo videro eclatante. tutti, 20.000. 20.000. Si parlava all'epoca di allucinazione collettiva, invece. Allora, che cosa abbiamo fatto? Noi in collaborazione con Giacobbo di Voyager siamo riusciti a trovare chi abbiamo al telefono? Un signore. Chi è? Un signore che ha visto gli UFO. Che è il guardiano. No, non si dice. Signore, no, capisci? Un signore che ha visto l'UFO. Sì. All'epoca era un ragazzo, si chiama Martano Volpi. Martano Volpi. Proviamo a chiamare Martano Volpi. Sì. Sentiamo, tipico fiorentino proprio. Sentiamo se c'è. Allora. Pronto, buongiorno. Buongiorno, una fava. Ecco. Si comincia proprio bene, proprio subito. Tatta. Ma scusi, perché buongiorno una fava? Ma così per ridere, non siete mica comici voi, allora ridete vischeri. Vabbè. Maremma canaglia. Non dica cose. Senta, allora, durante la partita Fiorentina-Pistoiese nel 54, il 27 ottobre, cosa dici? Apparvero in cielo degli oggetti volanti. C'è chi dice a forma di ali di gabbiano e c'è chi dice a forma di cappello di mandarino. No, era una forma di cappella. Di fungo poteva essere più di un porcino che un finferlo. Ecco, meno male. Guarda, ci si cagò tutti addosso. Non si credeva nessuno che avessi visto gli UFO, mi dicevano Brullo, bevi di meno. Maremma marziana. Meno male che ora lo dite anche voi. Ma roba la vaglia, finferlo, ma lei culo diventa sia buono. Dicevo, lei era lì come tifoso? Ma che tifoso è tifoso, Maremma non identificata. Allora perché a me non mi importava una sega della partita, io ero custode dello stadio, quello che là i calzini dei calciatori e le mutande con le frenate di dai, ma non sia così. Non sia così che infatti dopo l'applauso non sia non sia così greve. Ma che greve incanti. Io sono di Firenze e comunque so parlare anche educato. Oh, bravo, sia un po' più educato. Allora, lei li ha visti gli alieni? Sia educato, mi raccomando, E c'è la linea disturbata. Mi rifaccia la domanda. Sì, c'è la linea un po'. Dicevo, li ha visti gli alieni? Ma come no? C'avevano due palle con due palle grosse come cocomeri. Ma dai. Senti. Mi dica. Una cosa incredibile, si spostavano saltellando sui coglioni. Non dica. Come quel gioco che esisteva. Il Boeing, ricorda? La palla col manico. Sì, non dica manico ora perché i giocatori scapparono tutti, mi ricordo c'era Iuligno, Giuligno, sì. Divento bianco dalla paura, me lo ricordo ancora. Ma la partita fu sospesa. Allora no, Maremma astronavica. Si cagarono tutti addosso, Montuori, Segato, Cervato, scapparono in tribuna Sarti e quell'altro che si chiamava Gratton. Scavarono una buca vicino al calcio d'angolo e Valcareggi, chi c'era anche lui, si arrampicò sulla traversa, rimasi solo io in mezzo al campo. Vabbè, lei rimase in mezzo al campo e cosa fece? Guardi, era un cazzato come un cinghiale maremmano, Maremma ultrasonica. Vabbè. Mi stavano rovinando tutto il prato, allora l'ho mandati via. Lei da solo li ha mandati via, come ha fatto? Un calcio nei coglioni! Tanto era talmente grossi che non ho preso manco la mira. Signor Martano, arrivederci. Signori, si parlava di Toscana, è arrivato proprio durante Marco Columbro. Buongiorno Marco, come stai? Bene, Maremma, pestata.
Cari amici stronzoni, è un piacere. Già, vero. Noi Sì, Fernando, io vi ho sentito prima in macchina che vi davate del benvenuto e allora vi ho chiamato amichevolmente stronzoni. Però abbiamo parlato molto bene di te. E anch'io vi do dello stronzone, mi sembra un. Grazie. Che ho detto che siete deficienti. No. Io ho detto che tu hai fatto la televisione, hai fatto grande la Mediaset. Mediaset, capito? Tu hai cominciato con Mediaset. Io ho cominciato con la Rai, ho lavorato in Rai per 7 anni. 7 anni? Sì, poi. Ma quando, scusa? Dagli anni 70, dal 74 fino all'80 ho lavorato in Rai. E che facevi? Ho fatto la TV dei ragazzi. Ma dai. Poi ho fatto alcuni sceneggiati, ho lavorato con Maiano, per esempio. Ho fatto Anton Giulio. Giulio. Cos'era? Quello? No, era dicevo 2 battute. Stanno arrivando e poi prendeteli, basta. 8.500 lire al giorno per 2 mesi. Stanno arrivando e prendeteli. Però senti come lo dice con bene. Raffallone. Senti come lo dice bene. Era una cosa. Prendeteli. Aspetta, vai, musica. Faceva il capo delle guardie. Aspetta. Prendeteli. Con la E aperta. Stanno arrivando, cazzo. No, è un inciso. E poi dopo aprì la televisione commerciale, perché lo dice sempre Mike. Andai dal grande nonno, fammi lavorare. Perché a quell'epoca era lui, no? C'era già lui, lui è nato lì. È nato lì. Lui faceva di strafor la Rai, ma era nato lì già, capito? E facesti poi il programma quello della mattina, proprio. No, io iniziai facendo Five, dando la voce a un pupazzo Five. E dopo. Ma come faceva Five? State cari pendolini, che faccio la cacciova e Fiorello, veramente un pazzesco. Lì c'era Augusto Martelli? C'era Martellazzi, lo chiamavo. Che musica faceva Martellazzo? Ti ricordi qualcosa di Martelli? Niente, una tanaglia, una cosa. Ne ha fatte tante di sigle. Ne ha fatte tante. Tante, tipo Vianello e Mondaini. Tipo quelle? Berlusconi poi mi disse: senti Marco, io devo fare un programma alle 8:30. Dice, caspita, alle 8:30 di sera? No, di mattina. Come di mattina? Ma c'era già uno mattina? No, non esisteva la televisione della mattina. Ho aperto la televisione del mattino io e Antonella Vianini, solo noi. Dico, come alle 8:30 delle mattine? Chi ci guarda? Ti guardano le casalinghe, i carcerati, gli ammalati, i bambini, i ragazzi che non vanno a scuola. Hai capito? Ho capito, ma mi sembra 2 anni. Buongiorno Italia. Buongiorno, ricordo. Vedi, lui già si preparava. Buongiorno Italia. Sì, e ricevevamo. Perché mi accostava. Era subliminale. Perché lui già ha cominciato da lì. Buongiorno Italia, chiamatelo Buongiorno Italia. Poi Forza Milan. No, aspetta, Forza Italia lo fece come programma, lo fecero, Sì, lo presentava Walter Zenga e la Carminati può essere con Falonieri. No, Carminati, si chiamava la Termali. No, il bravo. Roberta Termali. Moglie di Zenga. Siamo delle serpi, sappiamo tutto. Veramente. E poi invece, poi hai fatto Tra moglie e marito. Ho fatto Tra moglie e marito. Quanto faceva un preserale a quei tempi? Faceva sui 6 milioni. 6 milioni. E ero contro i 2 telegiornali, tant'è che il Messaggero scrisse: Columbro destabilizza l'informazione. Certo. E c'erano 18 telegiornali dalle 7 del mattino alle 24 che destabilizzò. Ma sai che io mi ricordo ancora un concorrente di Tra moglie e marito, quello toscano con i capelli riccioli. Sì, lui. Te lo ricordi? L'ho incontrato, pensa. Questi... Ti ricordi il nome? Non me lo ricordo. Andavo ero in Toscana con la macchina, era le 2 del pomeriggio, cercavo un ristorante, mi ero sperso. Si ferma la macchina, senta, sa dove è un ristorante? Ma per la Columbro! E se non io faccio e mi portò a mangiare a casa sua. Perché lui fece tipo 100 puntate. Rimase campione lui e sua moglie per un mese e mezzo. Si conoscevano talmente e formarono il gruppo dei fan di Tra moglie e marito e si riunivano periodicamente a casa sua a mangiare, si accoppiavano tra di loro, ma si riproducevano. Invece Marco adesso poi hai mollato un po' la televisione, poca televisione, ma tanto che c'è da fare oggi in televisione? Abbiamo fatto già tutto. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi c'è rimasto il teatro con la T maiuscola. Sei al Teatro Sistina di Roma, cioè quando uno stasera debuttiamo, sì. Stasera? Stasera. È già pieno? È già pieno. Vabbè. Ma tu vieni stasera? No, io sono a Verona, te lo dico subito. Proprio. No, ho telefonato, Verona l'hanno spostato. No, purtroppo. Sono felice. Come purtroppo? No, sono felicissimo. Allora, esatto. Io ti dirò merdate. Altrettanta a te. Grazie. Tanta merda. No, guarda, sta cosa. No, spieghiamo una volta come mai. Perché si dice merda? Perché gli attori durante le prime o i debutti si dicono merda. Ecco perché. Perché nel Medioevo, quando si faceva teatro,
si andava a teatro in carrozza, le macchine non c'erano. E chiaramente carrozza significa cavalli significa tanta cacca perché davanti al teatro ogni carrozza che arrivava il cavallo dalla fatica splaff, per cui più cacca c'era e più pubblico voleva dire che c'era. Per cui un attore dice tanta meraviglia, tanto pubblico, tanto successo. Ma quant'è tanta meraviglia? E questo è ecco il motivo per cui si dice attori. Ed è rimasto. Quindi stasera interpreterai Tuzzi, che io prima erroneamente ho fatto un po' di confusione. Sì, ho sentito, avrei dato un microfono. Vero? Sì. Se ero qua te lo tiravo. Senti, quante volte ti cambi durante lo spettacolo? 18 volte. 18 volte, ragazzi. E ho dai 5 ai 10 secondi per passare da uomo-donna, donna-uomo. Dai 5 ai 10 secondi? Cioè finisce lo spettacolo, ogni volta sai... Sono esausto. Una stanchezza. Sì, ma la cosa non è tanto il cambiarsi d'abito, che ho Valentina, la sarta, che è straordinaria, senza lei lo spettacolo non si farebbe. Ma il fatto è il switch mentale, passare dalla voce di Kevin alla voce... Ci puoi fare un esempio? Kevin parla così, Elisabeth parla così. Un po' più bassa, un pochino più gentile, però sempre con questa voce. Io ho visto delle foto, posso dirti la verità? Sì. Se io fossi... Circala. Ma perché lo metti sempre in mezzo? Perché oggi prima o poi ti ci querela. Sì. No, pensa che le prime volte sei una bella signora di mezza età. Sì, grazie. Vuol dire una bella carampana, voleva dire. No, stai bene. C'hai le gambe magre poi, capito? No, veramente delle belle gambe. Hai proprio delle belle gambe. Ho notato, non lo volevo dire, ma c'è una caviglia sottile. Delicata, fine. Qualche pelazzo però. No, tu non hai idea, io mi metti il collan dall'inizio, 2 ore di collan. 2 ore di? Collan. Che i peli, voi non so se qualcuno qua sa cosa significa. Si mette il collan di vuol dire che io durante la commedia ho un prurito che mi scannerei le cosce, le gambe, però in scena non mi posso grattare, in nessun posso grattare. Allora quando esco in quinta comincia a grattare sulla gola e vigile fuori, mi che è matto quello. Io c'ho il collan, cazzo! E mi collan 1000 denari, sai, quelle cose spessissime di legno. C'ho quelli contenitivi. Quelle contenitive. Allora amici, voi prenotate, dove sei? Intanto sei a Roma, poi? A Roma per quanto tempo? Finisco la tournée per un mese, fino al 13 maggio. Hai fatto già abbiamo fatto 7 mesi di tournée in tutta Italia. 7 mesi, ragazzi. È stato, devo dire, un grande successo, perché la compagnia c'è Enzo Garinei, il grande eterno giovine, e poi c'è Chiara Noschese, altra grande attrice, grande talento, ha una voce straordinaria. Poi c'è Laura Ruocco, Barbara Peruccetti e tanti altri attori molto bravi. È un bel cast, un bel gruppo di attori. Le musiche sono Giuseppe Fulcheri, che ha fatto le musiche originali. Infatti noi abbiamo cercato su internet ma non abbiamo trovato niente. E poi tutto originale. Roberto Tiraboschi ha fatto la trasposizione teatrale e Enzo Sani l'ha prodotta. Quindi è uno spettacolo che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico, cosa rara, perché quando è successo di pubblico in genere la critica storce il naso. Invece in questo caso il pubblico e la critica erano concordi nel decretare uno spettacolo divertente, ma poi anche uno spettacolo di spessore, perché affronta dei temi piuttosto ci sono 2 bambini anche, no? Quanti sono i bambini? Neanche uno. Neanche uno. No, mi confondo sempre con... nel film c'era. Ha ragione. C'aveva il film. Allora no, non ho sbagliato. Ha ragione, nel film c'era Nicole che aveva un bambino. In questo caso noi l'abbiamo fatto fuori. Sì, all'inizio i bambini dopo un po' rompono le scatole. No, ma poi non puoi tutte le sere a teatro con un bambino, deve studiare, deve andare a scuola, non si può fare. O al limite qualche attoruccio basso. Noi abbiamo Mario Di Franco che è alto 1,1. Si potrebbe fare. Però Cremonesi avrebbe potuto fare benissimo la parte di un bambino. Gli fai un po' di depilazione ed era perfetto. Vabbè Marco, adesso noi ne parleremo ancora nel corso della nostra trasmissione. Tra l'altro sta per arrivare una cantante, devo dire, mamma mia, incredibile. Nel 93, me la ricordo, vinse una puntata del karaoke. Vinse il karaoke. Tu dove eri nel 93? Io dove ero? In Italia dove ero? Stava a guardare. A guardare, allora alle 8, ti ricordi, le mamme dicevano mio figlio mangia guardando il karaoke. Ogni tanto incontro qualcuno, ciao, mia madre mi faceva mangiare con te. Oggi che sai, sono 2,15 metri. C'è una dichiarazione di Berlusconi che ti ha sentito. Berlusconi dichiara: quando incontrai Veronica in teatro, anch'io facevo il bambino in scena, ma avevo già 23 anni. Allora, passiamo
Ti piace la musica, Marco? Sì, tu, tu canti. Musica. Già solo con Lorella Cuccarini, tutte le cose che avete fatto nelle vostre mitiche Buone Domeniche, quando insomma sono 120 puntate di Buona 60 all'anno. Di Buone Domeniche solo a base di giochi, canzoni, gag, parodie di tutto. Parodie di tutto e di più. Avete fatto qualsiasi cosa. Ti piace Franco Battiato? È un mio mito. Franco Battiato. Noi abbiamo un filo diretto lo chiamiamo con Franco Battiato. Purtroppo lui non è contento quando noi lo infatti, chiamalo, dai. Sai qual è la particolarità di Battiato? Che dice le cose che pensa così con una facilità estrema, è molto forte anche quando fa. Adesso ci colleghiamo, lui vive con Manlio Sgalambro, certo. Colui che è il filosofo che l'aiuta nei testi. Sentiamo se c'è il maestro pronto. Buongiorno maestro Battiato. Buongiorno una minchia. Ho le palle in frantumi. Ma che è successo, maestro? Scusi, no? Perché? Purtroppo io e Sgalambro ci siamo persi per le vie di Catania e per tornare a casa ci abbiamo messo 13 ore. E lo sai, e dire che avevamo pure il navigatore satellitare. Ma come avete fatto a perdervi col navigatore satellitare? Vede, caro Baldini, il nostro è un navigatore satellitare berbero. Berbero? È fatto per navigare nel deserto, dice solo destra, sinistra, avanti e indietro. Certo, nel deserto non c'è nulla. Voi avete presente il bordello che c'è a Catania? Sì, un po' di... Ora finalmente sono a casa e per rilassarmi arrivate voi a rompere. Insomma, ma che cosa ho fatto di male io nelle mie vite precedenti? Quali atrocità avrò commesso per subire un supplizio del genere? Senta maestro, le volevo fare una domanda seria, posso? Se sbrighi? Allora, dunque. Di solito, insomma, dalla sua bocca escono solo delle monumentali minghiate. Vabbè. Allora, Dica. Lei politicamente come si colloca? È di destra o di sinistra? Così, giusto per curiosità. Vede, secondo un'antica definizione scolastica, la politica è l'arte di governare le società. Giro largo. Un attimo che spengo sta radio con sto sottofondo che mi sta veramente facendo scendere il latte negli alluci proprio. Dicevo, allora, lei di destra o di sinistra? Ma io avevo già dato una parte di risposta, perché ha ricominciato da perché capo? ce la siamo dimenticata, ma... Allora lei non mi sente quando parlo? Sì, però sa. Gliela ripeto, dicevo, secondo un'antica definizione scolastica, la politica è l'arte di governare le società, ci arriva? Il termine di derivazione greca, lo sa? Polis, che cosa vuol dire, lo sa? Sì. Che cosa? Città. Bravo. Si applica tanto all'attività di coloro che si trovano a governare per scelta popolare in democrazia o per altre ragioni in altri sistemi, quanto al confronto ideale finalizzato all'accesso all'attività di governo di opposizione. Ora, volendo tentare una definizione, potremmo dire che la politica è quell'attività umana che si esplica in una collettività il cui fine ultimo da attenuarsi mediante la conquista e il mantenimento del potere e incidere sulla distribuzione delle risorse materiali e immateriali. Insomma, maestro, lei è di destra o di sinistra? Ma ti fai i cazzi tuoi? Manlio! Chiama Manlio? Dove hai messo l'infradito Tuareg? Non lo trovo più. Scusi maestro, ma com'è l'infradito Tuareg? Praticamente è fatto come un mocassino, tutto chiuso e molto comodo. Ma scusi, ma che razza di infradito è? Ma lei ha presente come è fatto il piede di un Tuareg? No, vabbè, però... Non ha dita. Vabbè. Manlio, è pronto da mangiare? Che ha detto, scusi? Niente, ha detto che prima deve ultimare il suo ultimo saggio dal titolo Perché gli analfabeti non usano la pagina 777 del televideo? Senta, volevo chiederle da tempo una cosa. Me la chieda veloce che devo andare. Ok, piatto, è morto qualcuno. Qual è il significato della sua canzone Centro di gravità permanente? Vedi? È una canzone dal significato profondo, penetrante, abissale, un testo assoluto e forte. Le mie sono parole in cui i concetti filosofici si uniscono in un connubio indissolubile con delle visioni mistico-religiose.
ed è diciamo del tutto simboleggiato da immagini metafisiche il cui significato è evidente. Non ho capito che cosa significa. Una minchia, avevo bisogno di soldi e ho scritto le prime minchiate che mi venivano in mente. Va bene, maestro, la ringraziamo. Arrivederci. La saluto, mi saluti i suoi ospiti, chi sono? Sono Columbro, Marco Columbro. Come non lo conosci, maestro? Non l'ho mai sentito nominare. Poi arriverà Silvia Salemi. Silvia Salemi? Sì. Di dov'è? È siciliana. Di quale zona? Siracusa. Non ci sono mai stato. Ma come non c'è mai stato? Non lo conosco. Arrivederci. Vabbè, arrivederci. Okay. Marco, eccomi qua ancora in diretta. Volevamo ricordare che venerdì 20 che cosa c'è? Venerdì 20 c'è il nostro show, piccolo show televisivo, esatto. Poi sarebbe Michael Bublé, sì. Esatto. È arrivata con noi, visto che l'ha menzionata Franco Battiato, Silvia Salemi. Eccola. Buongiorno. Ciao a tutti. Una sorpresa. Allora, cara Silvia, qui c'è Marco Columbro. Ciao. Marco Columbro, vi conoscevate già? Io conoscevo sicuramente lui. Ci conosciamo dal video, da video. Intanto come Five ti ho conosciuto e poi via via tutto il resto. Allora noi abbiamo messo questa canzone senza dire che eri tu, l'abbiamo messa, è piaciuta molto. Com'è? Intanto dimmi il titolo. Il mutevole abitante del mio solito involucro. Ma posso dire che hai cambiato anche modo di cantare rispetto a prima? Quello che mi ricordo probabile. Sì, è cambiato, diciamo, più incisiva l'ho sentita io, insomma, più incisiva. No? Sì, è vero. Più incisiva, la canzone. Ha cambiato qualcosa probabilmente. È vera del 93? Partecipaste a una puntata del karaoke? Io ho una prova. C'è una prova? Io ho una prova, potete vederla tutti quanti, fatela girare. Guardate, ragazzi, farla girare una bambina, lei aveva un cappotto e una. E tu sembravi un Arbre Magique. Un cappotto verde. Columbro, guarda che roba. E sai dove eravamo? Eravamo a Palazzolo Acreide, il mio paese natale meraviglioso. Salutiamo gli amici di Palazzolo. I palazzolesi. Che è un bellissimo centro. Avevo la coda a quei tempi, ero un animale ancora, capisci? Avevo la coda. Cavallino. E cosa cantasti? Cantai una canzone di Madonna. Sì? Dal titolo La Isla Bonita. Aspetta un attimo, scusa. Maestro Cremonesi, lei è esperto di Madonna? Sì. Cioè, si ricorda quella canzone La Isla Bonita? Sì. Silvia, ti tocca al volo così. Fammi una tonalità. Signori, facciamo finta di essere al karaoke, siamo in piazza. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I never gone, I knew the song. Young girl, we hike like the desert. Oh. It all seems like yesterday, not far away. Jumping on the island breeze, on the shore wild and free. This is where I learned to be, La Isla Bonita. And when the samba play, the samba sets so high and through my ears and steam my your Spanish lullaby. Voci al volo, al volo, bravo Cremonesi, si ricordava La Isla Bonita. Bravo Cremonesi, grazie. Incredibile. Senti, sai che noi adesso ti chiederemo di fare... Aspetta, mi sto riprendendo. Ti chiediamo di fare la canzone live, quella tua del mutevole sarcofago. Dell'involucro. No, che vuol dire? Che vuol dire? No, spiegaci bene. Noi ci scherziamo, però... C'è tutto un... Vabbè, in poche parole... Questo mutevole abitante del nostro involucro è la nostra anima. Certo, perché l'involucro è il nostro corpo. E la canzone in sostanza dice che tutto l'involucro andrà via, ma quello che c'è dentro di noi resterà e ci dà le emozioni, ci dà le espressioni, ci dà... È un po' battiano, come so come dire? Battiatesca. Io penso che è un centro di gravità. Io penso che se Franco sentisse questo pezzo direbbe un titolo che mi piace. Questa ragazza la conosco. Certo. Devo dire che non è semplice come non è semplice come canzone, vero? Musicalmente da realizzare. È bella strutturata bene. Qui c'è Giampiero Artegiani. Sì, l'autore. Sì, è un folle. Complimenti. Perché siamo due pazzi, non lo so. Tra l'altro, devo dire, c'è una curiosità. Questa canzone ha un video
E se tu sai chi è il regista del video non ci puoi credere. Cioè, anche io ci credevo, mio fratello. Ma davvero? Sì. Per la prima volta, tra l'altro. Ma mi ricordo ai matrimoni da piccolo era lui con la telecamerina che ci riprendeva. Era già. Sai perché? Lui ha un ego non ipertrofico, come spesso hanno gli attori. Cioè, non ho capito proprio questa cosa. L'ego ipertrofico. Oh mio Dio. No, è appunto una parola che mi ha suggerito Battiato pochi minuti fa. Non ha un ego ipertrofico, nel senso che non è l'attore assolutamente, cioè lui sa vivere anche dietro la macchina. È malleabile. È duttile. È anche duttile. È malleabile. Esatto. Allora facciamo così, noi ci prepariamo. Però doveva arrivare, lui non è ancora arrivato. No, c'è una notizia per te. Il mutevole abitante di Baldini chiede se può cambiare involucro. Invece il mutevole abitante di Bozzi esce ogni 5 minuti. Il nostro autore. La famosa ora d'aria. Famoso certo, a involucri come siamo messi, Columbro? Purtroppo passano gli anni, gli involucri. Passano gli anni, ma noi li abbiamo eterni giovani. Che ci frega? Devo dire che tu fai però una vita sana, Io so che tu a livello di alimentazione, Columbro, io sono. C'è da telefonargli ogni 5 minuti. Che devo mangiare per stare bene? Cosa hai mangiato a pranzo, Columbro? Vediamo, sentiamo. Ho mangiato delle zucchine grigliate. E basta. Io ammazzerei qualcuno se mangiassi solo le zucchine grigliate. Prima che passi da un morso all'orecchio, così. E stasera cosa mangerai? Dopo lo spettacolo. Stasera mi mangerò, non lo so. Primo non lo posso mangiare perché sono un po' in sovrappeso. Quindi pesce con verdure. Verdure, incredibile, E poi un bell'ananas per finire. Perché quello brucia? Ma non è vero. Non è vero che brucia, però anzi, è rinfrescante. Che dicono la cosa che l'ananas brucia i grassi. L'ananas è piena di zuccheri, no? Però c'è il gambo dell'ananas che è ricco di ananas. Che fa il gambo? Ma perché voi vi mangiate il gambo? E blocca l'assorbimento dei grassi. Il gambo? Sì. Il problema è voglio mangiarlo. un gambo. Sai. A proposito di Solange, non me lo nominate! Eccolo là. Non me lo nominate! Non me lo nominate! Sole. Corrado Rizza lo vorrà per una compilation. Sicuro. Sole. Bene. Allora, grazie. Allora, Silvia, la vuoi cantare in piedi sul palco? Dopo la pubblicità. La vuoi cantare in piedi? Sì, va allora, bene. noi ti accrocchiamo un microfono sul palco. Dopo la pubblicità, Silvia Salemi con il mutevole abitante del mio solito involucro. Nutris e crema di Garnier, sono Sabrina Ferilli. Posso aiutarla? Sabrina, che ci fai lì? Mamma, e tu perché chiami? Volevo sapere se Nutris mi copre i capelli bianchi. Ma sì, te li copre tutti. Ok, ma perché sei lì? Ma che ti sei messa in testa? Nutris e crema di Garnier. Per questo il colore dei miei capelli è pieno di vita. Capito? E chi ti ferma più? Nessuno. Nutris e crema di Garnier. Capelli nutriti. Colore più bello. Prenditi cura di te. Garnier. C'è un tempo per il dovere e un tempo per SLK. Mercedes SLK fino al 30 giugno può essere tua a partire da €239 al mese. Motori 4, 6 e 8 cilindri con potenze da 163 a 360 cavalli. It's time for SLK. Prospetto informativo completo in tutti gli showroom Mercedes-Benz. 800 77 4411. Uliveto e Rocchetta, acque della salute, sono molto utili al tuo benessere e alla tua bellezza. Perché? Su acquedellasalute.it troverai i lavori scientifici di autorevoli università sulle loro proprietà salutistiche. www.acquedellasalute.it. Mitsubishi Electric test numero 8. Tuo marito si è dimenticato il vostro anniversario. Ecco come reagisci a caldo. Ecco come reagisci a freddo. Ti sei dimenticato i fiori, tesoro, che sbedettone. Fortuna che l'anello di diamanti me lo sono ricordato io. Ah, non dimenticarti di pagarlo, Abbassa la temperatura. Vai sul sito mistupisci.it, puoi vincere subito un climatizzatore. E se ne acquisti uno entro il 31 maggio, puoi anche vincere un viaggio per 2 persone passando dal posto più caldo del mondo a quello più freddo. Mitsubishi, mi stupisci. Penso, quindi dico.
Dico, il discount italiano. Dal 19 al 21 aprile. Oltre il 30% di sconto su pasta di semola e passata Dico. E moka elettrica Polti a €29,90. I Dico sono convenienza e qualità. Quando te l'hanno dato a scuola da bambino, hai pianto. A 18 anni è diventato il tuo taglio di capelli. Avanti! Spesso ti sei sentito così. Mi spiace, è finita. Ma ora uno zero ti renderà felice. Saab offre un esclusivo finanziamento a tasso zero sulla gamma 9.3 fino a 36 mesi. Vieni a scoprire tutti i vantaggi negli showroom Saab. Valido fino al 30 aprile. TAN 0%, TAG massimo 0,86%. Rieccoci, viva Radio 2. Allora, c'è la canzone oppure... Allora... Bene, abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi c'è. Pronto? Nessuno mi risponde. Pronto? Oh, eccolo qua. Pronto? Siete voi? Sì, siamo noi. Dipende. L'inutile circo dello sproloquio. Sì, siamo il noi. festival del nulla. Sì, la fiera della vacuità. Moretti, siamo noi, buongiorno. Ecco, ma è tanto che non la sentiamo. Oggi lei si chiama. vede che non avevo parole da sprecare per voi. Sì. E anche adesso che sento la sua voce mi sono già un po' pentito. Ecco, va bene. Senta, però... Vada veloce. Nel frattempo di Vada veloce. ho capito, me la faccia fare. Sono successe un sacco di cose. Ad esempio abbiamo saputo del suo divorzio con Angelo Barbagallo. Non avevamo più niente da dirci. I nostri piani intellettuali non erano più alla stessa altezza. Eravamo arrivati a delle divergenze esistenziali. Ma ci spieghi un po' meglio? La Sacher. La Sacher, e allora? Lui ci mette la cioccolata. Vabbè. Nella Sacher ci vuole la marbellata come nella ricetta originale austriaca. Senta, ma vi siete lasciati bene? Insomma. Ci siamo divisi tutti. È sinistro che tipo? Lui la libreria, io la sala cinematografica. Lui la biglietteria, io la vendita dei popcorn. Lui i primi tempi dei film e io i secondi. Perché lì c'è il finale. Ah, certo. Ma io sono magnanimo. Meno male. Ho concesso a Barbagallo di vedere i secondi tempi dei film un weekend ogni 15 giorni. Comunque vi ho chiamato per un altro motivo. Ah sì? Ci dica? Avete letto le candidature ai nastri d'argento? Ah, già è vero che lei è candidato. Candidato? Non si arrabbi. Io sono l'asso pigliatutto. 7 candidature per il Caimano. Mica una, 2 o 3. 7, come quelli che ha preso la Roma. Vabbè, adesso non andiamo oltre, per favore. Senta, mi sembra che comunque anche Tornatore abbia lo stesso numero di nomination con La Sconosciuta. Chi? Tornatore, La Sconosciuta. E infatti è un film autobiografico. Perché? Chi lo conosce? Ma vabbè, guardi che Tornatore... Ma per favore. Ha vinto un Oscar, Tornatore. Sì, va bene, Oscar. Mi aiuta a ricordare cos'è un premiucolo, cos'è sì. Oscar. Sì, lo sa benissimo cos'è l'Oscar. Sì, mi sembra di ricordare qualcosa, che è quella cosa che si riuniscono in America per premiare dei cartoni animati. Ma che cartoni animati? Comunque, io non amo i premi, la mercificazione dell'arte. Sì, allora cosa ci fai ai nastri d'argento? Ma quelli mi servono. Perché? Ci incarto i pacchi di Natale. Vabbè. Grazie. Allora, caro Baldini, ci siamo, eccola la Silvia. Marco Columbro, sì. In arte Cristoforo Columbro. Sì. Parente. Di Cristoforo Columbro ricordiamo stasera la Sistina con Tuzzi scritto con 2 O. Sì. Sì. Tuzzi. E sul palco è già pronta Silvia Salemi. Io sono curioso di sentire la versione live, sì, come il maestro Cremonesi. No? Tra l'altro non l'avete mai provata, no? Perché no. Silvia mi fa un cenno con la mano, come dire, mi sto avendo un po' di paura, ma Marco, quello è un buon segno. Quando uno tu sei emozionato ogni sera prima di iniziare. Sempre, l'emozione guai se non ci fosse. Guai se non ci. Quindi Silvia, stai tranquilla, il pubblico qua ti vuole bene. Bentornata sulla scena della canzone italiana, Silvia Salemi con il mio solito... Il mutevole abitante del mio solito. Il mutevole abitante del mio solito involucro. Pensa, se io avessi dovuto presentare un festival di Sanremo, lei in gara e io con questo titolo avrei sbagliato subito. Silvia Salemi. Grazie. 1, 2,
bambino nascosto, è il buffone del posto, è Narciso dimesso, l'artista riflesso che scappa via dal labirinto di specchi, è il fantasma in catene, con la veste bianchina, giallina, azzurrina, stirata bene, l'acquaiolo ubriaco, pecorella e pastore, odia il canto del gallo, le mosche in inverno, odia pure me, l'alberello del bene, l'alberello del male, può cambiarmi la faccia, la forma, l'umore, ma che cos'è? Il mutevole abitante del mio solito involucro. Chi è? L'inquilino che si serve del mio aspetto romantico. Chi è? Chi è? Un angelo certo, un angelo certo. Che resta anche dopo di me, un mutevole abitante del mio solito involucro. Chi è? E quando parla da sola, quella lì è la sua voce, e dice tutte le cose che sogna di dire, non dice mai. E il leone è l'ombrico, e il nemico è l'amico, e Don Chisciotte perdente, con cui strafottente non parli più, perché mi sembra di capire che tu gli manchi da morire. Pensate, il mutevole abitante del mio solito involucro. Chi è? Si serve del mio spazio genetico. Chi è? Chi è? Chi è? Un angelo certo, un angelo certo. Sarà lo spirito, la vita che resta, che resta, che resta anche dopo di me. Del mio solito involucro. Chi è? E quando parla la sera. Mamma mia ragazzi, Grazie. mamma mia, grande voce, Grazie. grande voce. Vedo stupore. Grazie a tutti, Stupore. grazie a voi, grazie al maestro Cremonesi, a tutta la band, ai fiati, grazie. Grazie, grazie mille. Posso dire una cosa? Grande voce poi live dal vivo, ma l'orchestra ha tirato giù, come si dice in gergo, il pezzo. A che ora Cremonesi? A mezzogiorno? Stamattina, sì. Stamattina l'hanno preso, l'hanno tirato giù. Artegiani ha suonato bene, hai visto che no? Bravi. Il produttore del disco che ne pensa? No, ma poi dal vivo Columbro, oggi non è che senti molto cantare live, il live. Bravissima. Tu come te la cavi con la canzone? Ma tu canti nello spettacolo? Nello spettacolo c'è quante canzoni canti? Quante canzoni? Io canto 340 canzoni. 340 canzoni? No, canto una canzone che dice Io sono una donna, in cui lui ha la trasformazione, e poi non è quello. Non è, questo è l'oroscopo, non ci va neanche. Subito Cremonesi. E poi sono le canzoni corali, ovviamente. Ci sei. Senti, io spero di venire a vederti quanto prima, ma purtroppo sto un mese, ce la farai a venire, no? Almeno una sera, sai che io c'ho bimbi a casa. E porta che bimbo che c'ho bimbi, no, troppo piccola. Una la potrei portare, Olivia, 14 anni. Allora va benissimo. Ma Angelica è troppo piccola. Se durante lo spettacolo. E lasciala a Marco, lascia a Marco. Fai una cosa, vai a vederlo. A chi? A Marco, se la gioca in 3 minuti. Vado dal. Lasciala a me, la lasciava a Sofia, mia figlia, e giocano insieme. Hai una figlia? Di 18 mesi. 18 mesi? Sì. Già maggiorenne allora. È maggiorenne. 18 mesi sarebbe 1 anno e 6 mesi? Un anno e 6 mesi, sì. La tua invece no. 9 mesi, 9 mesi, compie la 10, ancora è piccola. Così tu vai a vedere lo spettacolo e loro giocano insieme. Sofia è matura, la può. Esatto. È bello, facciamo i fatti nostri. Sì, esatto. Allora, caro Marco, c'è una sorpresa soprattutto per te. Non so se ci riesce. Noi lo facciamo tutti
tutti i giorni. Ieri ci è andata bene, ci ha risposto. Vediamo. Adesso ci proviamo, noi lo chiamiamo, quando parliamo lo chiamiamo. Era in mutande ieri. C'è solo un lui lui, in questo mondo, è solo lui. Sì. Sentiamo lo squillo in diretta. Se ci risponde. Una Mica volta facile. ci può andare bene. Due. La vedo dura. Niente. Non respirano. No, perché sai, aspettiamo. Mi ha già chiamato ieri. Oggi forse c'erano le telepromozioni. Aveva le 28 telepromozioni da fare. 28 telepromozioni, Non posso mica mettermi a giocare con te. Forza e coraggio. Allora. Non c'è. Niente, non c'è, guarda, basta, è lì che guarda il telefono e lui lo so, ormai lo conosco, sono loro, ma non gli rispondo, una volta va bene, due niente, adesso finita, mi dispiace Marco, volevo farti questa sorpresa, ma noi ritenteremo ancora una volta prima, dopo dei titoli di devi coda. provare ancora, sì, dai. No, basta, non lo conosco Marco. Sì, non c'è niente da fare. Ma ieri però ci ha fatto la bocca, prima ha fatto finta di niente e poi dopo, vabbè dai. Allora no, invece c'è Silvia che vuole dire qualcosa di importante, abbiamo quindi tempo per farlo, prego Silvia. Prima abbiamo parlato di queste bimbe, no? Quindi loro sono la luce dei nostri occhi, potranno andare all'asilo, saranno bambine serene, come tanti bambini italiani di mezzo mondo, insomma, avranno un'istruzione, una vita felice. Adesso non vorrei distaccarmi troppo da questi argomenti simpatici e leggeri. No, ci mancherebbe. Noi tocchiamo spesso tematiche importanti, sempre nell'ambiente Io proverò a farlo senza provando a non essere pesante. Insomma, ogni 15 secondi un bambino muore perché non può bere, perché non può mangiare. E qualcuno cerca di fare qualcosa, siamo in pochi ma potremmo essere molti di più. Fra questi c'è una aulus molto importante in tutto il mondo e che cerca di fare delle cose importanti, che è Save the Children. Salva i bambini, esatto, e cerca di farlo in tanti modi, tra cui salvarli da un futuro incerto. E per questo hanno istituito un progetto che si chiama Riscriviamo il futuro per tutti questi bambini. Sono 77 milioni nel mondo che non possono studiare perché vivono in paesi martoriati dalla guerra o per motivi legati a un contesto difficile. In particolare quelli che non studiano sono 43 milioni nei paesi coinvolti nei conflitti armati. Quindi noi vorremmo aderire, io ho aderito con questo disco e con la mia attività artistica chiaramente a questo progetto, farò di tutto anche personalmente per portare qualcosa a questo progetto. Vi indico questa associazione che può e già aiuta tanti bambini. C'è un indirizzo, qualcosa. Così almeno su www.savethechildren.it potete andare sul sito, vedere il conto corrente e quant'altro per informarvi su tutte le attività. Per esempio in Afghanistan hanno costruito scuole, molti paesi del mondo hanno già portato tanti bambini a scuola. C'è una frase bellissima di una bambina che dice questo: sono molto orgogliosa di saper contare e leggere, adesso posso dire ai miei fratelli più piccoli di non diventare soldati, di non imbracciare il fucile, non è una cosa per i bambini. Felix, 16 anni, Costa d'Avorio. La cultura è importante, la cultura è importante, che è proprio l'ignoranza tante volte che genera sempre le cose peggiori. In particolar modo sulle bambine, perché sembra una stupidaggine, bambini, non c'è differenza, chiaramente Save the Children cerca di salvare tutti, ma in particolare le bambine, perché domani saranno donne e non saranno informate sul fatto che devono concepire dei figli in maniera ordinata, organizzata, saranno donne infelici, saranno magari donne che saranno coperte, avranno il viso coperto, cioè non avranno quella cultura per contrastare le cose che possono andargli bene o no. Beh, devo dire, Silvia è stata molto esplicativa. Riscriviamo il futuro di questi bambini. Quindi andate a visitare questo sito e chi vuole può aiutare, dobbiamo. Allora Marco, ricordiamo che dopo la replica di Viva Radio 2 stasera, per 2 settimane Marta Flavi condurrà la mezzanotte di Radio 2. La Flavi. Senti, c'è un ragazzo qua in prima fila mi aveva chiesto qualcosa, non so, voleva il microfono, noi sai diamo il microfono a chiunque Prego. No, niente, approfitto del mezzo nazionale per... Che volevi fare? Che volevo... Ma ho provato perfino a parlare in italiano. No, ma mi piace, questo accento mi piace. Dimmi, che problema c'è? No, sinceramente non è nessun problema. Salutare un amico che si chiama Max, che domani a Vicolo Sabelli, numero 10, che fa? Roma.
apre un negozio, non posso dire né il nome né niente. Ma fatto la pubblicità, posso dire. No, aspetta, come no? Invece no, dimmi come si chiama sto negozio. Lui si chiama il negozio. No, il negozio è un affiliato Roma 600 della MBE. Mailboxes Express. La Mailboxes. Non so manco certo, internet spediscono soldi. Baldini sa tutto ormai, ragazzi. Sai tutto di queste cose, tu Baldini, dove si spediscono soldi subito e dove si ricevono soprattutto. Lui sa tutto. Dove si ricevono soprattutto. Si ricevono pure. Vabbè, saluto fatto, Saluto fatto e grazie. Allora, vogliamo riprovare Mike? Adesso ne dico Salumeria da Alfio, il mio cugino, posso dire. Scusa. Vogliamo risentire Mike, dai, proviamo, perché tante volte lui dice sono le 3-1, avranno già chiuso, e magari gli tendiamo la trappola, ma difficile. Però squilla, Mike, dai, rispondi, Mike, rispondi, sto mandando il messaggio quello mentale, Mike, rispondi. Niente, non ci va. Rispondi. Mike, apri il tuo cervello, apri la tua calotta di ghisa. Mike, forza. Dai, spettina. Ce la fai. No, quello è impossibile. Impossibile. Se non si spettina mai, tu gli metti parrucche, che appena togli la parrucca o i cappelli, qualsiasi cosa sotto è perfetto. Non c'è niente da fare. Sono capelli vivi, cioè capelli vivi, lui, vivi, sì. Niente, basta, non risponde. Parlavamo di alimentazione al volo. Marco. Dimmi Marco, vai, ormai dire una cosa molto importante. Sì. Mangiate zucchine. No, volevo dire una cosa, che dal 21 al 24 giugno a Viareggio farò una grande iniziativa internazionale che si chiamerà Sapor Bio. Voi sapete che l'Italia nel 2004 diventa il primo paese europeo produttore di biologico in Europa. Noi andiamo sempre. Siamo il primo e il terzo nel mondo. Ma siamo terzo nel mondo? Sì, ma siamo con 1 milione di ettari, ma siamo, la Sicilia tra l'altro è grande produttrice, ma siamo all'11° posto come consumi, cioè il 70% della nostra produzione la vendiamo ai Nord Europa, che sono molto più acculturati e più informati. Noi invece mangiamo le schifezze. È incredibile, ci hai dato una notizia che non allora aspetta, ripeti, siamo i primi in Europa come produttori di biologico e i terzi nel mondo. Allora pensa una cosa, una persona che non mangia biologico ogni anno, no, che mangia un'insalata, un pezzo di carne, un pezzo di pane, una pasta, ingurgita alla fine in un anno 7 kg tra pesticidi, conservanti, additivi e quant'altro. 7 kg. No, c'è la signora in prima fila svenuta perché già ha pensato. Sono aumentate le intolleranze alimentari in maniera assoluta, ma già nell'infanzia, già ai bambini appena nati di 6-7 mesi. Quindi questa iniziativa che verrà fatta a Viareggio con Inghilterra, Francia, Germania e Italia, in cui verranno grandi chef internazionali per cucinare il biologico, ha lo scopo di divulgare l'alimentazione biologica non come modo, ma come necessità e esigenza, perché altrimenti noi rischiamo veramente di farla Marco, io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, no? Sai qual è anche un problema del biologico? Noi ci andiamo spesso. Che il biologico costa tanto. Ecco, allora ti spiego, e io vi spiego come fare per risparmiare. Ecco, questo io vi spiego come fare per risparmiare. Perché sai che uno va al negozio biologico, invece di andare nel negozio biologico, sul vostro computer digitate gas, gruppi d'acquisto solidale. I gas sono 390 in Italia. Ogni città ha i propri gruppi di acquisto solidale. Qua sta Dio, lo fai digitate gas e risparmiate fino al 40%. Beh, vedi, questa è un'altra. Cioè pagate meno del convenzionale. Questo, c'era un articolo ieri sulla Stampa che parlava dei gas in Italia. Beh, questa abbiamo dato una gran notizia. E in questo modo voi avete un'alimentazione sana, avete dal fresco al secco, qualunque tipo, dallo yogurt ai formaggi biologici, sani per i vostri figli, e risparmiando ben il 40%. Ma bene, ricordate, si chiama retegas.org. Esatto, retegas.org. Ma voi digitate gas Roma, gas Roma, gas Verona, gas Torino, gas Catania, e avrete i nomi con il numero di telefono delle persone cui contattare e far parte di un gruppo d'acquisto. Il primo degli autori che dice Italgas lo squalifica. Forza, ecco. Allora mangiate biologico e con questo escamotage. Dal 21 al 24 giugno a Viareggio questa grande si chiamerà Sapor Bio. Io adesso ci sarà anche un ristorante per ciliaci, perché è importante. Chi non può mangiare la pasta?
dal 21 al 24 giugno. Scusa se ti interrompo, vi devo interrompere sì. perché un ascoltatore digita gas Palermo e gli è uscita la foto di Bozzi. Scusate, ma il nostro venticello ha colpito ancora. Vabbè, dai, salutiamo tutti, amici, siamo... Saluto Sì. il grande Beppe Fiorello che ha realizzato il mio video. certo. Io lo posso dire, un bellissimo video, e lui alla prima volta come dietro fa? la macchina è bravissimo. No, ma adesso Ciao, lo chiamo Beppe. anch'io, lo chiamo anch'io. Glielo guarda. No, È mi bravo. faccio fare un video io, lui che dirige me. Mettete il logo, forza, guarda dalla destra, guarda, vai No, è avanti. bravo paziente. Vai a re, vai guarda. avanti, vai Non è avanti. Lui dice, così. no, non ci vai, no, vai, già ci lo sono- so, già- non Comunque vedo l'ora. parlavamo tantissimo in siciliano per noi forza. durante le riprese. Ci siamo divertiti tantissimo. Per forza, grazie Silvia Grazie Seremi, a voi. grazie Marco Columbo, Grazie a voi. grazie a Marco Baldini. Oggi puntata abbiamo saputo un sacco di cose. Baldini? Dico, oggi un sacco di cose importanti, importanti. Però posso dire una su tutte, a me, io ti giuro, quello che parlava così, quello lo dobbiamo far tornare, perché veramente mi ha fatto tanto ridere. Allora, noi diamo l'appuntamento questa sera per la replica, domani mattina alle 7, ancora Viva Radio 2, giorno 20, canale satellitare Rai 120. Sat Extra, Sì. canale 120 con Michael Bublé e questa alle 21. fantastica orchestra capitanata da Enrico Cremonesi. Vai con i titoli! Siamo in ritardo. Siamo in ritardo! Ciao, Spostati! Ci siete spostati? Sì. Eccoci! Niente, volevamo solo sapere se c'eravate. C'è anche Giovanni. Giovanni Veronesi! Ciao. Altro toscanaccio! Grazie di avermi fatto scoprire la radio, mi diverto come un cane proprio. Sì, ormai non se ne va più via. Non me ne vado più. Secondo me non farai manco più. A proposito, scusa se. Ma tu ai Nastri d'Argento sei stato candidato? No, 2 cose del mio film sono state candidate, ma a me Cosa? non mi hanno cagato. Cos'è candidato? È candidato Scamarcio come figurina, nuova figurina, e Bandiera. Per i rumori, sì. No, davvero Bandiera? Sì, è anche candidato Bandiera. come attore non E protagonista. poi la canzone di Elisa. Elisa. Ah, la canzone di Elisa, già che è colonna sonora del tuo manuale d'amore 2. Sì. Va bene, E poi il Veronesi. babbo, però, vabbè, quello è una cosa. Perché il tuo papà era dentro il Sì, film? sì. Faceva. Ah, vero. Miglior Vabbè, ingegnere. Giovanni, divertitevi. Chi avete oggi ospite? È lui. No, no, oggi c'è Scamarcio da noi! Come? No, non me lo dici. Sì, la figurina Panini del mondo! Datevi un lucchetto! Sì. Vi prego. Ciao.